Toro seduto qui riceve il premio dell'assessore Tommaso Nazzolini, il trofeo del Carnevalissimo 2017. Un carnevale di successo che è stato anche così perché ha abbinato la festa alla solidarietà. Certamente sì, è molto importante quello che la Proloco ha fatto, perché aiutare appunto chi ha bisogno, in questo caso appunto le popolazioni del centro Italia terremotate, è una cosa che è nell'essere delle Proloco, è nell'essere di chi fa volontariato, di chi appunto porta avanti queste iniziative, sì per realizzare qualcosa nel proprio paese, ma anche perché poi ha uno scopo benefico, uno scopo sociale. Quindi un vero grazie di cuore a questa Proloco, la Proloco di Valdobbiadene, a tutte le associazioni che hanno collaborato, nonché alle persone che oggi e ieri erano in piazza a dare una mano, agli sponsor, anche perché voglio ricordare questo è il primo evento di quest'anno che è per la Proloco di Valdobbiadene, il 70° anniversario, quindi un in bocca al lupo per tutto quello che farete appunto quest'anno, e un grazie veramente a tutti. Un altro grande successo per la città, firmato anche in questo caso dalla Proloco di Valdobbiadene, ma in collaborazione con tanti gruppi. Altro successo di presenze, successo per la qualità di questo carnevale, sia ieri sera in notturna con Radio Peter Pan e oggi pomeriggio. Devo dire, vedere tanti ragazzi, tante famiglie in piazza fa sicuramente piacere. È stata una bella giornata anche oggi, il tempo ha aiutato in questo. E l'augurio è che si continui così anche nei prossimi anni a rafforzare questo carnevale, perché è ben voluto dai valdobbiadenesi e non solo dai valdobbiadenesi, e chissà che un po' alla volta si riesca anche a ritornare, non dico alle vecchie tradizioni perché sarebbe molto difficile, però il coinvolgimento di tutta Valdobbiadene, di tutte le frazioni, le borgate nella realizzazione dei costumi e perché no, magari anche di un carro mascherato. Vedere bambini così divertirsi in piazza con i loro genitori è sicuramente una cosa importante, quindi a loro va il mio messaggio, alle famiglie di Valdobbiadene, che continuino a sostenere il carnevale, sostenere soprattutto chi lo organizza, la Proloco, i volontari e le tante associazioni che anche oggi si sono impegnate per dare una mano alla Proloco di Valdobbiadene per realizzare questo evento. Grazie.